Il cartello sociale di Agrigento interviene a sostegno dei sindaci della provincia, non vengano lasciati soli. La Federalberghi di Agrigento avvisa gli albergatori e i rappresentanti dei B&B sulla truffa dei finto carabiniere. Arrestato un parcheggiatore abusivo in piazzale Aldo Moro dai militari dell'Arma. Il Movimento 5 Stelle di Agrigento interviene in maniera critica sul prossimo concerto del Volo alla Valle dei Templi. Conferenza stampa oggi per la presentazione del progetto mirato alla valorizzazione della nostra città in occasione di Agrigento Capitale della Cultura da parte della GESAP Aeroporto di Palermo. Soddisfazione espressa dal sindacato della CGIL Funzione Pubblica per la stabilizzazione a 30 ore degli 84 lavoratori al comune di Ribera. Pensare ora ai lavoratori ASU. Festeggiata la festa di San Giuseppe con la tradizionale minestra nei vari quartieri di Favara. Successo per il concerto di Ricanti in piazza Sant'Angelo a Licata, oltre 400 persone hanno assistito alla manifestazione canora presentata dal giornalista Francesco Pira. Presentata ufficialmente alla città la nuova squadra dell'Agragas, l'obiettivo la permanenza in Serie D. E buongiorno, benvenuti ai nostri telespettatori all'appuntamento del nostro TV Notizie del 30 agosto venerdì. Il cartello sociale di Agrigento interviene oggi sulla crisi idrica, in particolare sul fatto che i sindaci non vengano lasciati soli, con riferimento a quanto successo nell'incontro istituzionale dello scorso 14 agosto promosso dalla Prefettura di Agrigento nella sala del Libero Consorzio alla presenza del capo del Dipartimento della Protezione Civile Cocina, il servizio. Il cartello sociale di Agrigento, formato dai rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e dalla pastorale con Don Mario Sorcia, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, interviene sulla crisi idrica. La nota con la quale i sindaci dei lati di Agrigento al termine dell'ultimo incontro hanno espresso le loro perplessità sulle procedure e i modi utilizzati nell'incontro dello scorso 14 agosto promosso dalla Prefettura nella sala del Libero Consorzio di Agrigento meritano grande attenzione perché gli stessi hanno confermato la loro massima collaborazione nei confronti degli organi preposti ad affrontare e trovare le soluzioni per risolvere e superare la grave crisi idrica. In questo senso ritiene il cartello sociale che prima i cittadini non possono essere lasciati soli davanti a una situazione così complessa che richiede un approccio coordinato tra i vari sindaci, le autorità regionali e le istituzioni competenti, in primo piano la protezione civile. È una situazione che deve necessariamente contemplare alcune possibili forme di sostegno che potrebbero essere messe in atto per aiutare i sindaci e affrontare questa emergenza. Le autorità regionali competenti e quelle nazionali potrebbero fornire assistenza tecnica ai comuni per la gestione e il miglioramento delle infrastrutture idriche, come la riparazione delle reti idriche, la gestione delle risorse idriche, l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e rilevamento delle perdite, assegnare fondi straordinari ai comuni più colpiti per l'acquisto delle attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture. Questo potrebbe includere anche incentivi per la costruzione di nuovi serbatoi o la ristrutturazione di quelli esistenti. Avviare insomma delle campagne informative per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del risparmio idrico e su come contribuire attivamente a ridurre il consumo dell'acqua. Promuovere la cooperazione tra i comuni vicini per la condivisione delle risorse idriche e delle migliori pratiche nella gestione dell'emergenza idrica. Pianificare e avviare gli interventi strutturali a lungo termine come la costruzione di nuovi acquedotti, la modernizzazione delle infrastrutture esistenti, lo sviluppo di tecnologie innovative per la desalinizzazione e il riciclo delle acque reflue. Fornire insomma un supporto legale e amministrativo al fine di velocizzare le procedure di emergenza e le autorizzazioni necessarie e l'attuazione delle misure straordinarie. Queste misure, coordinate e implementate efficacemente, possono certamente aiutare a mitigare gli effetti dell'emergenza idrica, garantendo un approvvigionamento meno precario di acqua alla popolazione. Queste le riflessioni del cartello sociale formato da Don Mario Sorcia, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto.
La Federalberghi di Agrigento vuole informare con questa nota le strutture ricettive del nostro territorio, ma anche i cittadini. Diversi alberghi e bed and breakfast della provincia sono stati recentemente presi di mira da individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine al fine di effettuare false prenotazioni, meglio conosciuta come la truffa del finto carabiniere, il servizio. La Federalberghi di Agrigento vuole informare con questa sua nota le strutture ricettive del nostro territorio, ma anche i cittadini, di quanto sta accadendo. Diversi alberghi, bed and breakfast della nostra provincia sono stati recentemente presi di mira da individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine, al fine di effettuare false prenotazioni, meglio conosciuta come la truffa del finto carabiniere. Il modus operandi dei truffatori è il seguente: il malintenzionato contatta telefonicamente l'albergo o il bed and breakfast, dichiarando di essere un carabiniere che deve prenotare una stanza per conto di un collega o di un familiare, spesso fornendo dettagli apparentemente plausibili e urgenti per giustificare la prenotazione. Una volta effettuata, i truffatori chiedono il pagamento anticipato o il rilascio di dati sensibili per poi scomparire una volta ottenuto il denaro o le informazioni richieste. La Federalberghi di Agrigento esorta quindi tutti gli albergatori a essere estremamente vigili, non fornire alcun tipo di informazione a pagamento prima di aver verificato l'autenticità dell'identità della persona che effettua la prenotazione. Si consiglia pertanto di adottare misure preventive, richiedere una conferma scritta ufficiale tramite un'email istituzionale o contattare direttamente le forze dell'ordine locali in caso di eventuali dubbi. La sicurezza delle nostre strutture e dei nostri ospiti è una priorità assoluta, ha dichiarato Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti. La Federalberghi Agrigento, afferma Picarella, continuerà a monitorare la situazione, a fornire aggiornamenti a supporto delle strutture ricettive. Per qualsiasi necessità possono contattare direttamente la sede di Federalberghi Agrigento presso la Confcommercio. E i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Agrigento hanno sanzionato una persona di 22 anni del luogo sorpreso a esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo in piazzale Aldo Moro. Il suddetto, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di diverse monete, ritenute provento dell'attività illecita, che sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca, nonché di circa 1 grammo di stupefacente del tipo hashish, per il quale è stato segnalato alla competente prefettura per l'applicazione delle conseguenti sanzioni. I controlli dell'Arma dei Carabinieri, volti a contrastare il fenomeno, proseguiranno con una serie di interventi mirati a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei turisti che visitano la nostra città. E di 7 persone denunciate e 5 feriti, tra cui 2 carabinieri, il bilancio di una maxi rissa avvenuta a Licata. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il motivo della zuffa, che ha coinvolto ben 4 casalinghe, 2 artigiani e un pensionato, sarebbe da ricercare in un parcheggio nei pressi del rettifilo Garibaldi. Prima gli insulti, poi le minacce e infine la rissa, calci, pugni e spintoni davanti agli occhi increduli della gente. A farne le spese sono stati 2 carabinieri che, nel tentativo di riportare la calma, sono rimasti feriti. I militari dell'Arma, al termine dell'attività investigativa, hanno denunciato ben 7 persone appartenenti a 2 nuclei familiari. Si tratta di 4 donne e di 3 uomini. Le ipotesi di reato a loro contestate sono quelle di rissa, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. E 3 proiettili contenuti in una busta adagiata tra gli scaffali del suo minimarket. Inquietante ritrovamento da parte della titolare di un minimarket a Cattolica Eraclea. La donna, una volta fatta la scoperta, ha chiamato immediatamente i carabinieri del posto, al via le indagini per capire esattamente cosa sia successo e se il gesto possa essere inquadrato come un avvertimento. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Agrigento, tramite il suo rappresentante Gino Buscemi, interviene in maniera critica sul prossimo concerto del Volo alla Valle dei Templi.
Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Agrigento, rappresentato da Gino Buscemi, interviene oggi sul concerto del Volo nella Valle dei Templi. A 10 giorni dalla prima nota, per sottolineare che non solo non c'è stata alcuna correzione soddisfacente rispetto a quanto inizialmente comunicato a mezzo stampa, ma si riscontrano ulteriori criticità, tra cui l'evento, anziché da fungere da veicolo promozionale, è diventato motivo di ilarità nazionale a causa del dress code obbligatorio, cioè abita in stile invernale, con relativi capispalla, nonostante a fine agosto nella Valle dei Templi si prevedono temperature di circa 29 gradi. Secondo punto, si è assistito a un enorme regalo a Mediaset, i cui principali azionisti si sono anche i proprietari di Forza Italia, il partito del presidente della regione Schifani. Queste somme avrebbero potuto, per 5 Stelle, essere utilizzate più proficuamente per altri eventi come interpreti internazionali capaci di attrarre decine di migliaia di persone da tutta Europa durante i mesi morti per il turismo, parliamo di ottobre e novembre. In questo caso le TV avrebbero dovuto pagare la possibilità di registrare o mandare in onda l'evento senza aggravi per le casse pubbliche. Tuttavia questo avrebbe richiesto buonsenso, capacità di programmazione, qualità di cui le attuali amministrazioni sembrano essere prive. Il terzo punto, afferma Gino Buscemi, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle di Agrigento, la presunta quantificazione del regalo a Mediaset, considerando che le spese e i costi sono stati coperti con fondi pubblici. L'emittente potrà incassare attraverso gli spot pubblicitari delle 2 serate di trasmissione del concerto una somma che oscilla tra i 950 e 1.300.000 euro, con rischio di impresa azzerato a nostro danno. È presentato stamani presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento il progetto di promozione della Valle dei Templi da parte della GESAP che gestisce l'aeroporto di Palermo Punta Raisi. L'aeroporto di Palermo rappresenta sicuramente l'ingresso principale al nostro territorio, trovandosi appunto nella parte occidentale della Sicilia. Questo è un progetto che parte da molto lontano. Noi, il distretto turistico, ha cominciato a fare la promozione di Agrigento Capitale della Cultura già all'indomani della sua designazione, perché chiaramente il nostro obbligo statutario è quello di promuovere il nostro territorio, e un evento così importante al centro della Costa del Mito non poteva che essere la punta di diamante della nostra attività. Un'attività che chiaramente poi si è svolta nelle fiere, in tante altre iniziative, questa è soltanto l'ultima, e che chiaramente si va a incardinare con quelle che sono le attività del Comune di Agrigento e soprattutto della Fondazione. Noi siamo partner in questo senso del territorio e ci fa piacere questa volta poterlo essere anche insieme all'aeroporto di Palermo, che con i suoi oltre 1 milione di passeggeri sicuramente sarà una vetrina d'eccezione per Agrigento, capitale della cultura, e per tutta la Sicilia e per tutto il nostro territorio distrettuale. Ho avuto il privilegio di incontrare il sindaco di Agrigento Miccichè alla BIT, e lì è nata questa idea. Sembrava un'idea un po' strampalata, un po' forse avventuriera, un po' forse prematura, però poi come sempre le cose si camminano sulle gambe degli uomini. Oggi siamo qui a lanciare questa idea di mettere l'aeroporto di Palermo e il suo patrimonio di passeggeri a disposizione di una grande causa, Agrigento Capitale della Cultura. Da domani sui LED wall dell'aeroporto Falcone e Borsellino, sia quelli in arrivo che in partenza, sarà possibile visionare questo video che promuove un patrimonio culturale di grande valore come Agrigento e tutto il suo programma di iniziative per il 2025. Agrigento 2025 si promuove attraverso l'aeroporto di Palermo. Come? In che modo? Allora, per la prima volta in un aeroporto ci saranno contenuti senza pubblicità, nel senso che ogni singolo passeggero sarà libero di poter fruire dei contenuti del territorio, e per la prima volta un territorio si racconta senza interazioni esterne. Quindi direttamente tramite il link che le persone troveranno nei bar o nei punti di ritrovo potranno avere la possibilità di entrare con un semplice QR e da lì praticamente seguirsi il loro programma di intrattenimento, di promozione turistica del territorio. Quindi potranno vedere la Valle dei Templi, potranno vedere il centro Sicilia, potranno vedere la Settimana Santa in prossimità alla Settimana Santa, oppure prepararsi la vacanza per la Settimana Santa, oppure i presepi di Sicilia collegati chiaramente al territorio della Valle dei Templi e di tutta la Sicilia. Sì, ringrazio il Presidente Borrafato, il Presidente della GESAP,
per aver accolto la nostra richiesta. Io in qualità di sindaco, ma anche in qualità di presidente della DMO distretto turistico di Agrigento, abbiamo sposato in pieno questa iniziativa, quella di far promuovere, di far conoscere, diciamo, ai turisti in transito all'aeroporto di Palermo proprio la nostra città, in virtù di Agrigento, capitale della cultura del 2025. Verranno proiettati dei video che dureranno intorno ai 25 secondi, poi ci saranno anche QR code, ci saranno anche delle brochure da poter distribuire, quindi affinché Agrigento possa rientrare tra le mete preferite dei turisti che verranno in Sicilia. A che punto è Agrigento 2025? Progetti? Sì, i progetti sono già in cantiere e penso che entro la metà del mese di settembre presenteremo anche un programma affinché a fine settembre il ministro San Giuliano possa avere proprio una mappa ben precisa e dettagliata e del 2024 ma anche del 2025. Soddisfazione viene espressa dal sindacato della CGIL Funzione Pubblica, rappresentata da Enzo Iacono, sul fatto che la Giunta del Comune di Ribera ha deliberato la trasformazione dei contratti di lavoro per gli 84 dipendenti di ruolo part-time a 30 ore settimanali. Bisogna pensare ora però ai lavoratori ASU. Soddisfazione viene espressa dal sindacato della CGIL di Agrigento, Funzione Pubblica, rappresentata da Enzo Iacono, sul fatto che la Giunta del Comune di Ribera ha deliberato la trasformazione dei contratti di lavoro per gli 84 dipendenti di ruolo part-time a 30 ore settimanali. All'ultimo risultato, afferma la CGIL Funzione Pubblica, si è arrivati dopo un confronto serrato con l'amministrazione, dirigenti, funzionari comunali, che ha visto un'ampia partecipazione dei lavoratori con numerose assemblee e iniziative di lotta. Diamo atto dell'impegno profuso dal sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, il quale ha creduto nella possibilità, attraverso la valorizzazione del personale, di potenziare i servizi pubblici che il Comune di Ribera rende ai cittadini. Al risultato ha contribuito anche l'intero Consiglio Comunale, approvando la proposta di bilancio presentata dalla Giunta. La FP-CGIL Funzione Pubblica di Agrigento considera questo risultato importante ma non risolutivo della vertenza in corso, in quanto l'obiettivo sarà quello di migliorare la situazione dei dipendenti del Comune di Ribera con il tempo pieno di 36 ore settimanali. Anche il sindaco Ruvolo ha dichiarato di essere favorevole al percorso iniziato. I lavoratori auspicano che già dai prossimi mesi si proceda a creare le condizioni per la definitiva soluzione della vertenza. Abbiamo certamente dimostrato che l'impegno, l'intraprendenza, l'unione dei lavoratori del sindacato e la volontà di affrontare e risolvere le questioni da parte della politica portano frutti importanti. Con questo risultato, pur con il confronto a tratti molto aspro, possiamo affermare che nel Comune di Ribera si stanno raggiungendo numerosi risultati, come le progressioni verticali, i differenziali economici e l'applicazione degli altri istituti contrattuali. Chiediamo, conclude la CGIL Funzione Pubblica, di procedere celermente con la stabilizzazione del personale ASU, per la quale ci sono le condizioni previste dalla legislazione regionale per poter attuare la missione del lavoro pubblico di fornire servizi pubblici sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini. Passiamo alle notizie di Favara, che festeggia San Giuseppe, religiosità e tradizioni popolari. Uno degli elementi più caratteristici e più sentiti è la minestra di San Giuseppe, preparata ogni sera nelle varie zone della città con la collaborazione dell'intero quartiere. Ce ne parla più approfonditamente il collega Giuseppe Moscato da Favara. Siamo in uno dei tanti quartieri di Favara dove è viva la tradizione di San Giuseppe. La minestra di San Giuseppe è uno degli elementi importanti di questa tradizione ultracentenaria. C'è l'aspetto religioso, quello del santo, c'è l'aspetto dello spettacolo, quello delle tante serate che ci sono in piazza Cavour, ma soprattutto c'è l'aspetto di questa splendida minestra. Si chiama minestra di San Giuseppe in onore proprio del santo e qui a Favara ha una caratteristica particolare. Le famiglie o le associazioni come queste si riuniscono
Una volta nei tempi si faceva la questua, ovvero si andava in giro per il quartiere e si chiedeva ad ognuno di dare un qualcosa, di partecipare alla minestra. Adesso insomma siamo forse in un'età e in un momento migliore, allora magari si ci mette una quota ciascuno e si compra tutto, però c'è la partecipazione di tutti, chi prepara i legumi, chi pulisce le verdure, chi spezzetta la pasta, proprio perché la pasta deve essere fatta da tante componenti. Ecco, questa è la festa di San Giuseppe. Per una settimana a Favara in tutti i quartieri c'è un profumo eccezionale, voi non potete sentire ma potete sicuramente vedere questa bellissima componente che poi io naturalmente mangerò e vi saprò dire com'è. Nostro Signore, Amen. E ravviva in noi, o Padre, nel segno dell'acqua benedetta, l'adesione a Gesù che è via, verità e vita. Amen. E questa benedizione, anche se l'acqua non arriva a tutti, arriverà sicuramente a tutti voi. E andiamo a benedire la minestra. Viva San Giuseppe! San Giuseppe, anche questo è l'esperienza che stiamo vivendo in questi giorni a Favara, ne è un segno eloquente. In questi giorni Favara profuma di pane, profuma di minestra, una minestra che viene preparata con sacrificio dalle famiglie che hanno ricevuto una grazia, ma che prodigiosamente arriva in tutte le case di Favara, con le persone che portano contenitori, pentole, e la fanno arrivare anche quando non sono fisicamente presenti. Il segno di una tradizione che continua, il segno di una fede che viene coltivata e tramandata alle altre generazioni. Per cui affidiamo a San Giuseppe in questi giorni tutte le famiglie di Favara. Sindaco, San Giuseppe è senz'altro religiosità, ma San Giuseppe è anche tradizione popolare, è stare insieme e dividere anche un piatto di minestra. Soprattutto comunità, vedete, io lo dico sempre, la festa di San Giuseppe quest'anno, l'anno scorso è ricordata soprattutto per i cantanti, diciamo per la festa in piazza, ma la vera festa è questa qua, dove ogni quartiere in comunità crea questi momenti bellissimi di aggregazione e tu dove vedi tutta la città che viene a prendere la minestra, anche con le pentole, a volte portarla a casa per chi non può uscire, ed è un momento in cui c'è la ricollaborazione tra i quartieri, si fa comunità e si sta tutti assieme. In questa settimana possiamo dire che veramente Favara è al centro della Sicilia anche per quanto riguarda un sano divertimento. Sì, abbiamo uno dei cartelli più completi che c'è in Sicilia, 7 serate piene, una festa che non solo di piazza, perché ogni sera la presenza dei favaresi è massiccia, ma non solo dei favaresi, soprattutto dei nostri immigrati che si sono organizzati quest'anno per essere presenti durante i festeggiamenti di San Giuseppe. Però ripeto, la cosa spettacolare è che siamo al centro e molti vengono da fuori anche per vedere la tradizione delle minestrate. Vedi che c'è tanti turisti, c'è tanta gente che viene di fuori incuriosita da questa nostra bellissima tradizione. La festa di San Giuseppe a Favara per quest'anno vuol dire anche un'intera settimana di spettacoli e concerti. L'apertura domenica scorsa con il concerto di Paolo Meneguzzi, a seguire martedì il meraviglioso concerto di Danilo Sacco, lo storico cantante dei Nomadi. Questa sera invece tocca a uno dei complessi italiani più longevi e sicuramente più seguiti, ovvero i Cugini di Campagna. Sabato sarà la volta di Fiordaliso. Domenica la giornata festiva è dedicata esclusivamente al santo con le sante messe, la processione e i fuochi pirotecnici finali. San Giuseppe 2024 a Favara si conclude lunedì prossimo, dove sono attesi veramente migliaia e migliaia di persone per il concerto di LDA. La fest'ate, ora verso i fatti suoi. Io sono un ingraccio stabile, senza domande, senza fede, un meccanismo come tanti che non sanno di esistere.
e si è svolto a Licata il concerto degli Iricanti in piazza Sant'Angelo, riscontrando un notevole successo tra il pubblico presente, circa 400 le persone che hanno assistito allo spettacolo denominato I Treni del Sud, presentato dal giornalista Francesco Pira. Le interviste. Armando Sorcia, leader dei Vicanti, come è andato questo concerto a Licata? È stata un'esperienza meravigliosa, era da qualche anno che non facevamo concerti a Licata, siamo rimasti impressionati dal pubblico, dall'attenzione del pubblico, e l'atmosfera che si respirava era un'atmosfera magica e quando si respira l'atmosfera magica i brani escono meglio. Calogero Padroni, batterista dei Vicanti, come è andato questo concerto a Licata? Beh, benissimo, tanta gente, penso che si sia divertita come ci siamo divertiti noi. Francesco Pira ha presentato questo concerto dei Vicanti a Licata, come è andata questa sera? È stata una serata magica perché c'era una bellissima energia, tantissime persone e soprattutto che hanno ascoltato in silenzio una musica che ha unito le generazioni ed era molto bello vedere sia sul palco che tra il pubblico le generazioni insieme ascoltare una musica che è figlia della nostra identità ed è una musica che è madre della nostra identità, quindi veramente un concerto che lascia dentro tante vibrazioni e tante emozioni. Occhi tagliati, peli più grandi, schiruti lontani, girato in una, un vento per piano, e ti giace in tempini, di nero riparo, di bianca frescura. Almeno una volta, ultimi piantari, la bene di vita, A Messina stop erogazione idrica per il prossimo 3 settembre per i lavori da eseguire a Santa Margherita. Interruzione che già era stata programmata nel mese di luglio per quella perdita individuata da Santa Margherita contro Bagni. Abbiamo un po' tamponato visto anche il momento particolare del mese di agosto, ora è arrivato per il momento di riparare una perdita che riguarda la condotta principale in un punto particolare, quindi la riparazione non serve solo ad avere quel flusso maggiore di acqua che non è determinante rispetto alla crisi idrica regionale che abbiamo affrontato, ma proprio per evitare che quel punto delicato dell'acquedotto possa avere ulteriori danni. Quindi è un distacco purtroppo, lo dico a malincuore, che dobbiamo fare. Nel momento in cui faremo il distacco faremo altri interventi di efficientamento di alcuni punti, proprio per non lasciare nulla al caso, perché non abbiamo mai lasciato nulla al caso, e quindi ci appropinquiamo a questa 2 giorni in cui avremo meno acqua, con 14 mezzi in più in servizio rispetto al passato, con i punti fissi, con un sistema collaudato che metteremo in campo il giorno 3 e 4 settembre. Sindaco, non si poteva posticipare, il momento è già difficile, è così urgente farlo adesso? Assolutamente, purtroppo assolutamente sì, l'abbiamo posticipato a luglio nella previsione di agosto, un momento particolare, un mese particolare per la nostra città che abbiamo vissuto con una semi-normalità, rendendoci conto dei disagi di quella parte di popolazione che ha patito. Fare l'intervento oggi è necessario, uno perché ci appropinquiamo al rientro a regime della città, ci sono anche le scuole, 2 perché il tipo di perdita per dove è messa potrebbe, visto il tempo che è passato, avere poi dei peggioramenti, quindi è necessario, ripeto, farla in questo momento, mitigando il disagio con i mezzi che abbiamo e con il sistema ormai collaudato. Si va verso la revoca di zone A e B, è possibile dopo questo intervento
intervento? Ripeto, stiamo monitorando i dati in questa settimana, c'è stata una riduzione importante e significativa della richiesta di interventi, abbiamo individuato i maggiori punti di criticità in una rete che è notoriamente collaborata e sulla quale stiamo finalmente intervenendo dopo tanti anni. Vediamo un po' di capire anche questa settimana come va, vediamo il distacco e poi al rientro, diciamo così, delle scuole vediamo se è possibile eliminare queste due zone per dare spazio a tutti. Piccolo appunto nei confronti della Regione, abbiamo ascoltato, non ha aiutato tanto, lei ha lasciato intendere questo. No, nessun appunto, nessuna polemica, però siamo in una fase emergenziale che noi abbiamo attivato con i primi tavoli a febbraio, che dal mese di aprile è legata all'ordinanza del Presidente della Regione, e probabilmente tante fasi amministrative sono rimaste ordinarie in un momento emergenziale. Sotto questo punto di vista secondo me c'è da riflettere. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Sono passati 35 anni dall'incidente sul lavoro allo stadio Barbera di Palermo che causò la morte di 5 operai. C'è già area di mondiale e si stava provvedendo ad ampliare l'impianto sportivo. L'anno successivo, infatti, l'Italia avrebbe ospitato il campionato mondiale di calcio. Fu uno dei tralicci che sostengono la copertura dello stadio a crollare improvvisamente. 3 dei 5 operai precipitarono insieme alla struttura in acciaio, gli altri 2 sulle gradinate vennero travolti dal crollo. Oggi allo stadio il ricordo delle vittime è passato tanto tempo, ma le morti sul lavoro sono ancora una drammatica realtà. Il servizio dei colleghi di Palermo. Sono passati 35 anni dall'incidente sul lavoro allo stadio Barbera di Palermo che causò la morte di 5 operai. C'era già area di mondiali e si stava provvedendo ad ampliare l'impianto sportivo. L'anno successivo, infatti, l'Italia avrebbe ospitato il campionato mondiale di calcio. Fu uno dei tralicci che sostengono la copertura dello stadio a crollare improvvisamente. 3 dei 5 operai precipitarono insieme alla struttura in acciaio, gli altri 2 sulle gradinate vennero travolti dal crollo. Oggi allo stadio il ricordo delle vittime, è passato tanto tempo, ma le morti sul lavoro sono ancora una drammatica realtà. Per noi una consuetudine ricordare quanto accaduto 35 anni fa, perché riteniamo che nonostante sia passato tutto questo tempo ancora il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro rimane un tema centrale. Non lo diciamo noi come organizzazione sindacale, ma parlano i numeri chiaramente. L'ultimo report dell'INAIL del primo semestre del 2024 registra il raddoppio dei morti sul lavoro. A livello regionale il semestre 2024 registra 41 morti nei luoghi di lavoro contro i 26 dell'anno precedente, mentre sulla sola provincia di Palermo addirittura i numeri mantengono sempre un trend di raddoppio, perché dai 6 dell'anno scorso passiamo ai 13 di quest'anno, nel solo semestre gennaio-giugno 2024. Quindi noi continueremo a denunciare tutto quello che diciamo dal punto di vista delle irregolarità continueremo a registrare, per poi andare a fare una proposta di portata anche nazionale. Noi riteniamo che sia opportuno introdurre una legge che stabilisca il reato di omicidio sul lavoro. Sono passati 35 anni, ma la sicurezza sul lavoro è ancora una grande criticità. Sì, devo dire che l'affrontiamo quotidianamente, non solo noi come Comune di Palermo, ma in generale tutti gli enti locali cercano di fare il possibile per affrontare questo tema, che è un tema spinoso, è un tema che anche oggi è un tema che va combattuto e che va cercato di contrastare. Quanti anni aveva lei quando è rimasta senza papà? Sì, 18 mesi. E la sua famiglia sicuramente è rimasta segnata e tutto è cambiato da allora, dalla morte di suo padre. Certo, io ero piccola, però tutto è cambiato, anche come crescere io. Mia mamma si è dovuta crescere 2 figli, una di 9 anni e io di 1 anno e mezzo, sola. Lei poc'anzi parlava di mancate promesse. Sì, mancate promesse perché allora c'è il sindaco Orlando e aveva promesso dei posti di lavoro ai figli che è accaduto questa disgrazia. Ma noi 16 anni fa siamo venuti qua a fare manifestazione e non si è visto nessuno. Il repertorio l'ho preparato pensando
al fatto che ci trovavamo in una situazione inedita, per cui non avevamo il tempo di fare delle prove, eccetera. Però ci conosciamo tutti e tre. Con Alessandro Presti abbiamo già suonato non tanto tempo fa al Festival di Carini, abbiamo suonato anche a Roma in altre situazioni, per cui abbiamo un repertorio comune. Ma con Aaron Parks tenevo a includere certi pezzi che so che lui ama molto, e per cui era un repertorio tra standard e direi dei pezzi un po' più moderni di jazz, e gli standard anche avevano degli arrangiamenti che vanno bene per un gruppo così, dove non c'è la batteria e si può creare una situazione un po' da camera, direi, molto intimistica. Ecco. Un pubblico molto caloroso e molto gentile. Il peso sulle spalle di aprire questa seconda edizione, anche perché non si arriva qua dentro se si è dilettanti. Ogni concerto è sempre un challenge incredibile. Sono venuto in Sicilia tante volte. La particolarità qui per me è una grande emozione di rivenire a Alcamo. Suonai negli anni '80, ero giovane con Chet Baker. È lui che mi prese dall'Italia e mi portò in giro per il mondo, e poi mi sono stabilito a Parigi grazie a lui, perché è suonando con lui che ho conosciuto la mia prima compagna a Parigi. E la cosa particolare, mi permetto di dirla, è un po' personale, però lei si ricordava sempre, la mia amica di Alcamo, di questo concerto che avevamo fatto nel retrobottega di una banca per l'associazione Brass Group dell'epoca di Alcamo, e per me dunque è un'emozione particolare, se volete, anche per una storia personale, non soltanto musicale. E poi questo luogo che non conoscevo, questo tempio incredibile, è un piacere suonare in un posto così, è molto ispirante. Ogni concerto è sempre un challenge, una sfida, una responsabilità. La particolarità qui è che c'è in più una storia personale che sono contento di vivere con voi. Presentata ieri alla città la nuova squadra della società Agragas Calcio in piazza Ravanusella di Agrigento, è stata una presentazione semplice, puntare alla raggiungere la salvezza, questo quanto affermato dal direttore Graziano Strano. L'esordio della squadra avverrà per la prima partita di Coppa Italia con il Licata Calcio domenica 1 settembre. Le interviste di Davide Sardo. Presidente, cresce l'entusiasmo attorno all'Agragas, comincia la stagione, domenica l'esordio in Coppa Italia contro il Licata all'Esseneto. Oggi è una grande festa, auspichiamo che questa festa continui anche nel campo, perché ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato. Noi, la società, Deni, tutti quanti abbiamo fatto oggi il nostro passo. Adesso spetta i risultati per dare soddisfazione, emozione a questa città, a questi sportivi, a questi tifosi che oggi accalcano questa piazza tifando tutti Forza Agragas. Che esordio domenica in casa contro il Licata in Coppa Italia. La prima è abbastanza pesante, abbastanza dura, ma ci riscatteremo e saremo sempre pronti a sudare la maglia tutti quanti, società, squadra, allenatore, per dare soddisfazione a questa città che ha tanto bisogno di godere. Oggi in piazza Ravanusella tantissimi tifosi. Sì, grande festa, sbalordito io nel vedere tutti questi tifosi che ancora tifano questa squadra all'interno di questa compagine societaria. Grazie veramente a tutti. Roberta Lala, cresce l'entusiasmo attorno all'Agragas, questa sera la presentazione ai tifosi, domenica l'esordio in Coppa Italia contro il Licata. Esattamente, vedo che i tifosi sono tanti, questa piazza è piena, questa piazza non è stata scelta a caso per la presentazione dell'Agragas. Siamo a piazza Ravanusella, grazie ai ragazzi di Scaro Café
è una piazza che si addice all'aggregazione, all'integrazione, all'inclusione, e l'Akragas ha dei progetti che riguardano l'integrazione e andremo avanti poi ad esporli. Finalmente ci siamo, a breve inizia il campionato, giorno 1 Coppa Italia, giorno 8 la prima di campionato fuori casa. Sono contenta del lavoro che ha svolto la società, abbiamo scelto dei ragazzi che hanno delle individualità forti, ma che hanno da subito saputo fare gruppo, e questo l'abbiamo potuto vedere nelle amichevoli che si sono disputate nel mese di agosto. Quindi adesso si andrà avanti, spero che ci saranno tanti tifosi, che la Agrigento calcistica possa sostenerli. Io ho tanta fiducia in questi ragazzi e quindi che possano giocare ogni partita come fosse l'ultima, con grande entusiasmo e grinta, non lasceremo nulla al caso. Tanto entusiasmo, però noi soprattutto sia staff tecnico che palco giocatori dobbiamo cercare di farlo aumentare. Come possiamo farlo aumentare? Cercando di dare sempre il massimo, cercando di iniziare subito bene in questa partita. Sappiamo che è un derby sentito da parte di tutti, ci stiamo preparando bene, i ragazzi sono consapevoli dell'importanza della partita. Cresce, come detto, l'entusiasmo intorno all'Akragas, tanti tifosi questa sera a sostegno di una fede, a sostegno del gigante. Quali promesse possiamo lanciare ai tifosi biancazzurri? Allora, l'unica promessa che noi possiamo fare, e mi prendo la responsabilità, che la mia squadra uscirà sempre sudando la maglia. Questa è la cosa principale. Non molleremo mai un centimetro. Ovviamente vogliamo regalare tante soddisfazioni sia alla società, vogliamo regalarci tante soddisfazioni noi, ma soprattutto vogliamo regalare tante soddisfazioni ai tifosi. Direttore Cammarata, cresce l'entusiasmo intorno all'Akragas, stasera tanti tifosi a sostegno del gigante. Sì, c'è tanto entusiasmo, siamo contenti che la gente si sta così vicina. Noi quello che possiamo promettere è che daremo sempre il massimo per renderli felici ed orgogliosi della propria squadra. Domenica che esordia in Coppa Italia in casa contro il Licata, le sue sensazioni quali sono? Ma le sensazioni, è una bella partita, una partita sentita da entrambe le tifoserie. Sono convinto che sarà una festa di sport e noi ce la metteremo tutta per regalare la prima gioia ai nostri splendidi tifosi. Ebbene, questo è tutto per l'edizione odierna di oggi TV Notizie. Ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le smart TV, in streaming sul sito televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 con replica alla mattina alle 9. E vi ricordiamo che tutta la nostra programmazione viene pubblicata sul nostro link YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.